Oggi, più di ogni altro giorno, c'è una presenza qualificatissima delle rappresentanze dei vari comuni, delle varie comunità, delle varie associazioni. C'è una grandissima partecipazione popolare, a sottolineare che questo difficile momento congiunturale va affrontato tutti insieme in uno spirito di grande unità nazionale. Diciamo che nei momenti difficili è più facile fare riferimento ai valori di unione e di solidarietà, ma non dobbiamo ricordare oggi che questa festa si colloca nell'ambito di uno spirito nazionale che va ricondotto nell'ambito di una più grande alleanza, che è l'alleanza europea. Siamo appena stati reduci dall'elezione del Parlamento europeo e il tema dell'Europa è un tema che deve rimanere al centro anche del dibattito nazionale. Molte cose ci sono da cambiare in Europa, ma questo non è motivo per poter pensare che bisogna ritornare a mettere al primo posto l'unità nazionale piuttosto che l'unità europea. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo. E quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento di 100.000 morti. Pietro Calamandrei, Milano, 26 gennaio 1955. Io voglio fare un pensiero per i giovani come i nostri operatori. Credo che passato e presente in queste occasioni, se si fondono, riescono a fondersi dando un valore aggiunto, così facciamo non una semplice celebrazione, guardiamo qualche cosa di concreto. Insomma, speriamo di abbiamo scavato nella storia e abbiamo trovato, secondo me, un pensiero, una riflessione da fare tutti insieme significativa. Ripeto, in onore dei giovani e dei mantovani che hanno dato già a questa terra.